Guanti, mascherine e ingressi perimetrati con un unico accesso e una sola uscita per evitare contatti e assembramenti. I mercati riaprono sulla base delle ulteriori restrizioni previste dall'ordinanza del governatore Zaia. A Padova le storiche piazze e il Salone si rivestono dei tradizionali banchi grazie a una corsa contro il tempo che domenica ha coinvolto operatori, tecnici comunali e il mercato agroalimentare. Era importante riaprire i mercati, primo perché i padovani sono abituati, secondo per evitare assembramenti ulteriori nei supermercati, al di là, ripeto, che la gente e i supermercati stanno comportando bene, mantengono distanze di sicurezza, mascherine, guanti. E poi devo dire ulteriormente che è indice di sicurezza fare queste cose. Devo ringraziare assolutamente la grande istituzione perché ci ha fornito migliaia di guanti, ma non solo, abbiamo utilizzato ulteriormente le mascherine che ci ha dato la Regione, per cui sono soddisfatto di questa organizzazione comandata. Giordani respinge al mittente le polemiche per la chiusura di un giorno per adeguare i mercati alle nuove normative. Ai varchi ci sono gli steward di APS e Protezione Civile che distribuiscono mascherine e guanti. Al comune ne sono arrivati 650.000 grazie alla grande distribuzione, oltre alle mascherine di Grafica Veneta. E in mattinata il sindaco ha fatto di persona un sopralluogo su tutte le piazze aperte. Abbiamo lavorato domenica, è vero abbiamo chiuso un giorno, però abbiamo dato anche un indennizzo, 200 euro noi, 100 euro Nat, che ringrazio sia per la collaborazione che ha dato in termini sia economico che sotto l'aspetto personale e strutture. Abbiamo perso un giorno, ma quel giorno abbiamo guadagnato in salute dei nostri cittadini. Io ho fatto il giro adesso di Piazza della Valle, Piazza Erbe, Piazza della Frutta, è tutto organizzato molto bene. E ringrazio veramente Antonio Bressa, Michalizzi, la polizia locale, il comandante, tutti quanti, tutti i funzionari, abbiamo lavorato domenica e siamo riusciti a fare una cosa che non è solo oggi, resterà anche nel tempo.